L'igiene delle mani rappresenta la misura più importante, fondamentale, per prevenire la trasmissione degli agenti infettivi, quali per esempio il coronavirus. Le mani sono veicolo e fonte di trasmissione di agenti infettivi. Il semplice toccare una superficie, toccarsi il viso, toccarsi le mucose, il naso o gli occhi rappresenta una fonte di possibile contagio. Pertanto tutte le persone, tutti noi stessi, noi tutti i cittadini, dobbiamo impedire questa trasmissione attraverso una semplice azione e vigorosa di igiene delle mani. L'igiene delle mani può essere fatta con acqua e sapone comune, con acqua e detergente per almeno un minuto. Oppure in tutte le situazioni in cui ci troviamo dove non è disponibile l'acqua e il detergente, e quindi in un supermercato, in pullman, in aree diciamo dove appunto non c'è la possibilità di avere l'acqua e il detergente, l'utilizzo delle soluzioni alcoliche che hanno una percentuale di alcol del 60-70%. Quali sono le tecniche corrette per eseguire l'igiene delle mani? La tecnica che si utilizza per l'igiene delle mani sia con acqua e sapone e quindi con soluzione alcolica è identica, nel senso che anche il sapone e la frizione deve arrivare appunto su tutta la superficie cutanea. L'unica cosa è che ci sarà un risciacquo sotto l'acqua corrente e dopo esserci risciacquati ci sarà la procedura di asciugamano, appunto con l'asciugamano di cotone appunto o con delle salviette. Vediamo adesso la tecnica di frizionamento con le soluzioni alcoliche. Prelevo una quantità di soluzione alcolica, faccio in modo che le mani, che tutta la mia cute arrivi a essere decontaminata con la soluzione alcolica, palmo contro palmo, dorso contro dorso. A questo punto incrocio le dita, eseguo una frizione negli spazi interdigitali, chiudo le dita e continuo a frizionare per dare la possibilità di decontaminare tutti i dorsi delle 5 dita, friziono il pollice della mano controlaterale e per ultimo eseguo una decontaminazione delle unghie con un movimento di rotazione. A questo punto, dopo 20-25 secondi di questa procedura, le mani si sono asciugate e sono decontaminate. In questo modo ogni persona sa che le sue mani decontaminate non sono più fonte e veicolo di trasmissione degli agenti infettivi.